Noi abbiamo chiesto come prima cosa che ci fosse organizzato un tavolo a breve con la Regione in sede istituzionale, come abbiamo detto ieri nelle due assemblee, almeno io ero presente a quella della mattina. Abbiamo chiesto che sia fatto un tavolo istituzionale in Regione in cui sia presente il nuovo operatore, che è vero che loro hanno parlato di riservatezza, ma insomma è sulla bocca di tutti. La riservatezza probabilmente concerne alcuni aspetti tecnici da precisare meglio. È chiaro che le due questioni, cioè quella degli ammortizzatori sociali e quella dell'accordo commerciale, sono collegati, perché è evidente che questa nuova azienda che dovrà prendere la commessa, noi abbiamo chiesto alla Regione che dichiari la sua volontà politica perché questa commessa rimanga in Sardegna, sono collegate, perché l'obiettivo è quello di far assumere tutti i lavoratori di VUL2 a condizioni che ovviamente noi contratteremo, che oggi non possiamo ancora dire ovviamente, ma che contratteremo con l'azienda, è collegato, perché è ovvio che un'azienda che viene vuole prendersi ovviamente gli sgravi contributivi derivanti dall'applicazione degli ammortizzatori sociali. Ieri parlavamo di CIG in deroga, però è chiaro che questo è probabilmente impossibile perché non esiste un'azienda per firmare un accordo. Si sta studiando e stiamo insistendo su questo perché venga applicata la mobilità in deroga facendo un'eccezione. Come vi abbiamo spiegato nelle assemblee di ieri, oggi la mobilità in deroga si può avere solo se viene fatto un periodo di disoccupazione. È chiaro che questo noi non possiamo permetterci, lo dobbiamo passare direttamente alla mobilità in deroga. Quindi noi mercoledì in questo tavolo cercheremo di chiarire questo con l'assessorato lavoro. Per quanto riguarda la questione del sostegno al reddito, noi avevamo fatto una lettera chiedendo anche l'intervento della SPIRS, risposte precise non ce ne sono state date, salvo il fatto che la SPIRS potrebbe dare dei contributi soltanto a delle società, delle cooperative e non al singolo lavoratore. Su questo comunque non c'è ancora una risposta definitiva. Abbiamo anche chiesto che sia attivata la ex legge 20, al momento si potrebbe avere un piccolo sussidio, non dico neanche l'importo perché è molto basso, e questo potrebbe essere dato immediatamente. È chiaro che dobbiamo puntare a far sì che questo importo sia maggiore. Per quanto riguarda le cose da fare nella settimana prossima, è ovvio che questa vertenza non è che si conclude assolutamente oggi, ma dobbiamo essere vigili, quindi si chiede che mercoledì sicuramente si sia presenti al tavolo dell'assessorato al lavoro e che possano essere messe in campo ulteriori iniziative di pressione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che deve essere chiaro che questa commessa deve rimanere non solo in Sardegna, attenzione, non solo in Sardegna, ma deve rimanere a Cagliari. Il lavoro deve essere fatto da voi che ci avete lavorato per anni. Per quanto riguarda gli 11 lavoratori che sono nel contratto di inserimento, si cercherà, soprattutto se dovesse passare la questione della mobilità in deroga, si cercherà di inserirli nel calderone generale in modo tale che anche loro siano suscettibili di assunzioni da parte del nuovo operatore, atteso che oggi siete ancora dipendenti di VUL2, non si sa cosa si arriverà a una procedura di mobilità, probabilmente non arriverà a nulla. Se non dovesse arrivare nulla, noi valuteremo insieme l'eventuale richiesta di dimissioni per giustificato motivo, che equivalgono praticamente da un punto di vista tecnico a un licenziamento, perché in base a quello si potrebbe poi avere la mobilità in deroga. Però al momento noi suggeriamo di non fare nulla di tutto questo, suggeriamo prudenza. Noi esamineremo dopo la riunione di mercoledì, dopo che sapremo con sicurezza se c'è questa deroga alla deroga. Quindi l'appuntamento almeno per la riunione generale è mercoledì.